Quasi invisibili, ma spesso essenziali per il funzionamento dei servizi sul territorio. Sono i giovani impegnati nel servizio civile del Comune di Venezia. Prima, all'epoca del servizio militare obbligatorio, erano obiettori di coscienza. Oggi sono volontari, per la maggior parte ragazze, che per un anno prestano servizio nei settori più disparati, dall'ambiente all'urbanistica ai servizi sociali. Lo fanno per 400 euro al mese, ma soprattutto per mettersi alla prova, rendendosi utili alla comunità. I ragazzi che si rivolgono a noi hanno di solito un percorso universitario alle spalle e scelgono il servizio civile come momento di formazione, come porta d'ingresso al mercato del lavoro. Anche per quest'anno abbiamo 15 progetti in partenza per un totale di 60 posti e gli ambiti sono i più svariati. Oggi all'Auditorium Santa Margherita un convegno per fare il punto della situazione e presentare il volume Pace, Solidarietà e Cittadinanza, che formula prospettive per il futuro e raccoglie testimonianze. Ho scelto di fare il servizio civile e il servizio immigrazione per comunque vedere una realtà sull'immigrazione che è diversa da quella che si può vedere all'esterno e di collaborare comunque con dei bambini e fare dell'insegnamento dell'italiano come lingua L2 e dargli una potenzialità, una possibilità di integrazione tra altri ragazzini stranieri. L'ufficio si occupa appunto di eliminare le barriere all'interno di Venezia e di Mestre e quindi si è scelto anche quest'anno di occuparsi anche di sensibilizzazione soprattutto rivolta alle scuole e quindi abbiamo organizzato una serie di laboratori con alcune scuole elementari e anche una scuola materna appunto sulle tematiche della disabilità motoria e visiva. Quanti anni hai? 28. Come mai hai scelto di fare il servizio civile? All'inizio perché cercavo lavoro e poi facendo questa esperienza ho visto che mi arricchisce molto, mi piace lavorare con gli anziani e ho già trovato anche un altro lavoro sempre l'assistenza agli anziani, quindi ho trovato la mia strada. Studiando lingue orientali studio arabo e mi sembrava una buona opportunità comunque per restare un anno all'interno del servizio immigrazione. Come ti sembra l'ambiente? Come ti sei trovata? Benissimo. Occhio allora al prossimo bando di concorso che dovrebbe uscire proprio in questi giorni.